Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come sempre, segreti, misteri, un po' diciamo di tutto. Il mio canale come sempre sapete, a parte media, terremoti ed altro, poi si parla di sempre di misteri, di complotti, quindi sempre a cercare il pelo nell'uovo. E stavolta anche l'ho trovato in effetti perché recentemente ho scoperto che oltre 5.000 brevetti sono stati sottoposti a ordini di sicurezza avviati dall'ISA, cioè in effetti hanno bloccato questi brevetti perché qualche brevetto non va bene per il mondo attuale. In effetti, ultimamente un ragazzo è riuscito a fare, no, a costruire, a inventare un'auto che va ad energia elettrica. Però il problema è un altro, che non ha bisogno mai di essere caricata, quindi ha superato, diciamo, un po' tipo Tesla. In effetti questo ragazzo, questo è dello Zimbabwe, quindi africano, ha inventato l'auto e l'elicottero che vanno a energia, quindi elettrica, che viene presa come faceva Tesla, se vi ricordate bene, dall'etere, quindi dal mondo. Quindi trasformava questa energia, come la diceva il famoso Tesla, ragazzi, incanalava questa energia, quindi sarebbe un'energia gratuita. Quindi questo ragazzo forse è riuscito ad arrivare alla mente che aveva Tesla allora. Giustamente, quando ha consegnato il brevetto, sia dell'elicottero che dell'auto, gli Stati Uniti giustamente l'hanno preso con loro e hanno detto che questo brevetto deve essere revisionato, deve essere visto, deve essere fatto, anche se sia l'auto che l'elicottero funzionano benissimo. Quindi l'auto è rimasta accesa per giorni senza avere una sola ricarica oppure senza usare nessun tipo di carburante. Però giustamente loro, se, giustamente ragazzi, parliamoci chiaro, no? Quelli del petrolio, figurati se ti fanno mettere un'auto di questa in mezzo alla strada. Voi vi immaginate che tutti quanti camminiamo, basta comprare solo l'auto e non fare più carburante? E poi i petrolieri che fanno? Se la bevono il petrolio, quindi a volte perciò tutti questi geni, diciamo, queste persone che hanno fatto delle invenzioni sono state bloccate. In effetti lui usa una sostanza non divulgata che cos'è insieme a lunghezze d'onda radio che è capace di incanalare energia. Quindi una cosa come Tesla più o meno, quindi ha usato una tecnica simile, se non uguale a quella che Tesla aveva scoperto, quindi però purtroppo come sempre ci sta il lato scuro. Giustamente non va bene per la società moderna e quindi molti di noi credono che queste invenzioni non vedranno mai la luce del sole, quindi in effetti dal 2014 che sono bloccati, diciamo, in questo ufficio che si deve prima vedere perché, come fare, quindi vengono sottoposte veramente a delle accuratissime processioni, diciamo così. Quindi diciamo che dal 2014 sono passati 5 anni e ancora non hanno detto se va bene, se non va bene, quindi certe invenzioni, ragazzi, non basta andare lì, fare, dare il brevetto, dire questa l'ho fatta io, poi vai, esci fuori e ti fai una serie di, trovi qualcuno che ti finanzia e fa e va bene, no? Per certe cose che sarebbero a livello mondiale come questa cosa non va bene questa qui, quindi i brevetti che possono essere usati a livello mondiale, come l'auto questa qua elettrica che non va mai caricata, questa qui è un brevetto che non può essere portato via fuori e tu ti metti a fare le auto senza energie, senza petrolio, senza gas, senza neanche l'elettricità in effetti, perché quella si ricarica automaticamente da sola, solo camminando, quindi è come se si caricasse all'infinito.
Quindi una macchina di queste sarebbe molto scomodo per, diciamo, il potere del petrolio, del gas, diciamo, eppure facciamo caso anche dell'elettricità, delle centrali nucleari e tutto il resto. Quindi, secondo me, quest'auto, il brevetto di questo povero ragazzo del Zimbabwe, mi sa che lì morirà. In effetti, come altri 5.000 che ci sono, che non so quali sono, ragazzi, perché grazie a questo ragazzo abbiamo saputo che ci sono 5.000 brevetti che stanno ancora in attesa di una conferma, eppure sono passati 5 anni. Quindi significa che tutte quelle scoperte sono dannose per i forti, per i potenti, per l'elite, quindi non ne usciranno mai lì, mai, sono convintissimo. Quindi sono sottoposte a ordine di segretezza, manco chissà che fossero. Quindi una macchina che va a energia elettrica gratuitamente sarebbe bene per tutti. Una volta comprata l'auto, buonanotte, non fai più gas, non fai più petrolio, non inquina, più di questo che vuoi. Invece non va bene perché dopo il petrolio invece di venderlo se lo devono bere. Fanno tipo champagne dopo. Il gas chi se lo compra più? Giustamente le auto che vanno a gas, il metano la stessa cosa. Quindi mi sa che questo brevetto di questo ragazzo la rimarrà nel 2014. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi.